Euroregione.news. Friuli Doc 30 anni, sarà la festa dello spirito originario. Friuli Doc compie 30 anni e si prepara al Giro di Boa con l'idea di recuperare il suo spirito originario, quello della festa. Dal 12 al 15 settembre Friuli Doc chiama alla partecipazione seguendo il filo di quell'autenticità e semplicità che nel corso degli anni si sono un po' sbiadite per inseguire i numeri e le presenze. È questo che ha voluto sottolineare il vice sindaco di Udine e assessore ai grandi eventi Alessandro Venanzi, presentando alla stampa in Sala Iace Udine i partners che collaboreranno a centrare l'obiettivo, soprattutto quello di coinvolgere i giovani. Friuli Doc è una manifestazione la più grande, no? L'ho detto prima, la più grande che un ente pubblico, un comune organizza nel nostro territorio, nella nostra regione che viene interamente coinvolta, e quest'anno appunto saranno presenti il comune di Trieste, di Pordenone e di Gorizia, vicino a uno stand della regione Friuli Venezia Giulia, quindi l'idea è quella di veicolare un messaggio unico di una regione che si muove all'unisono in maniera compatta e che riesca a far capire che Udine è la culla naturale per raccontare la gastronomia, l'enogastronomia di questo territorio. I partner privati sono un elemento strategico, come i partner pubblici che sono appunto Promoturismo e la Camera di Commercio, privati che intervengono nell'aiuto di quelle che sono le attività che faremo quest'anno, perché insomma 30 anni vuol dire tirare una riga, capire cosa è successo fino ad oggi e rilanciare, mai snaturare questo percorso, ma sicuramente leggerlo e vederlo in chiave nuova. Tra i protagonisti degli eventi la radio e la sua capacità di magnetizzare sempre con la musica i suoi testimoni anche al di fuori della modulazione di frequenza. La scelta è ricaduta su due emittenti radiofoniche che in questo senso la sanno lunga, essendo capaci di popolare le piazze, Radio Company e Radio Wow, alle quali Friuli Doc consegna uno dei 7 palchi previsti, quello allestito nella centralissima piazzetta Marconi, snodo strategico per addentrarsi nella manifestazione che verrà riempita di musica per ben 4 giorni. Esatto, una città che lo dedica e lo fa anche nello spazio giusto, perché la piazza si chiama in onore di Marconi, per cui quale meglio piazza, per festeggiare la radio. Non vediamo l'ora di arrivare con 2 delle nostre emittenti, Radio Company e Radio Wow, che assieme superano il 1.400.000 persone settimanalmente certificate dall'indagine TER, e siamo pronti con i nostri staff, DJ, ballerine, animazione, siamo pronti per essere il megafono della manifestazione in tutto il nord Italia. L'obiettivo è quello di farla diventare ancora più nota, di farla uscire dai confini e di far sì che le persone che arrivino quei giorni, quelle sere in centro a Udine si divertano, perché la manifestazione è bella, perché c'è l'enogastronomia top di questa regione e perché un po' ci siamo anche noi che faremo del nostro per farli divertire. Friuli Doc del 30°, oltre all'enogastronomia e alla musica, proporrà 2 mostre a Marcord sui momenti più rappresentativi delle edizioni passate, 2 mostre popolari che ricordino ai cittadini e alle cittadine udinesi la bellezza di Friuli Doc e raccontino ai turisti una storia lunga 30 anni. I partner privati garantiranno un introito economico erogato direttamente o sotto forma di sponsorizzazione tecnica per un totale di 35.000 euro, oltre alla consolidata collaborazione con enti istituzionali quali la Regione Friuli Venezia Giulia, Promoturismo FVG, Camera di Commercio Pordenone Udine. Il main sponsor sarà Civic Bank, che contribuirà con 25.000 euro. La partnership col Comune di Udine rappresenta un rinnovato impegno da parte di Civibank a favore del territorio. Civibank è una banca territoriale che vuole crescere insieme al proprio territorio, alle famiglie, alle imprese e alla comunità. Quindi il partecipare a questa 30ª edizione di Friuli Doc rappresenta per noi un'attenzione verso uno sviluppo economico, sociale e turistico del territorio. I contributi degli sponsor permetteranno di vestire la città in occasione di Friuli Doc, un dressing cittadino con oltre 100 bandiere stendardi che sventoleranno nelle vie del centro storico, 2 maxi grafiche da 15 metri quadrati su Porta Villalta e Porta Aquileia, 70 adesivi stradali che guideranno verso le aree di festa. Tutto questo insieme a 6 maxi totem offerti da Cochi, come spiegato da Giacomo Andolfato, e ai 17 totem sandwich utilizzati nelle scorse edizioni. Anche la loggia di San Giovanni e la loggia del Lionello avranno la loro miss.